Bentornati nella mia cucina, amici del canale. Continuiamo a fare dei pranzi, delle preparazioni per il periodo natalizio. Oggi vi voglio proporre un pranzo tipico della mia famiglia che si fa durante il periodo natalizio. Di solito lo facciamo il giorno di Natale. Il giorno di Natale noi di consuetudine prepariamo l'agnello stufato. Per questo mi sono preparata circa 700-800 di agnello. Mi sono preparata un bel battuto di cipolla, carota e sedano, delle patate, della passata di pomodoro, dell'olio, del sale, del pepe, della cannella e della noce moscata. Con questo piatto noi di solito condiamo anche la pasta, però voi, se non volete condirci la pasta, lo potete benissimo anche mangiare come secondo piatto. Quindi adesso ci mettiamo all'opera e vediamo come si fa questo piatto. Allora, ci siamo trasferiti ai fornelli e andiamo a iniziare la nostra preparazione. Andiamo a mettere il nostro olio di oliva dentro il nostro tegame. Accendiamo intanto il fornello e andiamo a mettere il nostro battuto di cipolla, sedano e carota. Lo facciamo appassire per bene e poi ci andiamo a rosolare dentro la carne. Adesso che le nostre verdurine si sono appassite, andiamo a mettere i nostri pezzetti di agnello, vedete? E li facciamo rosolare per bene. Diamo una bella rosolata alla carne, facciamo colorire un po'. E poi la sfumeremo un po' col vino bianco. Adesso che il nostro agnello si è ben rosolato, lo andiamo a sfumare con mezzo bicchiere di vino bianco. Facciamo evaporare il tutto e poi andremo a rosolare le patate. Adesso che diciamo si è asciugato il vino, andiamo a togliere la carne, la riponiamo nel nostro contenitore un attimino e andiamo a rosolare le patate. Ecco, andiamo a tagliare una patata, la tagliamo in due perché sennò cuocendo poi si sfarina, ecco, quindi per rimanere integra, e la facciamo rosolare per bene. E poi andiamo a rimettere nuovamente la nostra carne di agnello. Dopo aver fatto rosolare le nostre patate, le andiamo nuovamente a togliere. Dice: ma che fai? Togli sempre tutto? Sì, perché se no cuocerebbero troppo e andrebbero, anche se le ho tagliate a metà, e andrebbero a rompersi dentro il sugo. Quindi le togliamo momentaneamente e poi mezz'ora prima della fine della cottura del sugo le andiamo a mettere. Abbiamo rimesso la nostra carne e adesso possiamo mettere la nostra passata. Andiamo a mettere un po' d'acqua, sciacquiamo per bene la nostra bottiglia, andiamo a mescolare. Come ho detto prima, questo è un valido secondo piatto, ma si può anche consumare come piatto unico, cioè col sugo dell'agnello ci si può condire la pasta. Questo è quello che farò io oggi. Mi sono preparata, poi vi farò vedere un po' di maccheroncini, poi vi lascerò il link in descrizione dei maccheroncini che ho già fatto nei miei video, c'è il video tutorial di come farli. Se qualcuno li vuole fare,
c'è la spiegazione e c'è tutta la videoricetta della formatura dei maccheroncini. Eccoli qua, questi sono i miei maccheroncini con il buco, vedete? Quindi condirò la mia li userò, diciamo, per accompagnare il mio sugo d'agnello. Ecco qui. Adesso andiamo a condire la nostra carne con del sale. Naturalmente dopo assaggiamo sempre per vedere com'è. Andiamo a mettere anche un po' di zucchero per togliere l'acidità del pomodoro. Del pepe nero. L'immancabile cannella, che come vi ho sempre detto nei miei video, in Sicilia si usa tanto sia per le preparazioni dolci che salate, dà un buon gusto ai sughi e alla carne. E poi la noce moscata. Andiamo a fare una grattatina. Naturalmente, come vi ho detto prima, quando la carne sarà già a cottura ultimata, quasi ultimata, andrò ad assaggiare anche il sugo per vedere com'è di sale, di spezie, com'è il sapore che ha. E nell'eventualità si aggiusta o con il sale o con altro, con lo zucchero, con quello che abbiamo messo. Se mancano le spezie le riaggiungiamo. Abbiamo condito, adesso lo dobbiamo fare cuocere a fuoco basso. Lo faremo cuocere all'incirca un'oretta e poi andiamo a vedere se è pronto. Poi dobbiamo mettere le patate comunque prima della fine della cottura. Allora, andiamo a controllare la cottura. Nel frattempo, anche se non ho girato il video, ho inserito mezz'oretta fa le mie patate. La cottura è andata avanti per un'ora e un quarto, quindi le patate sono cotte, la carne anche, vedete, quando si stacca dall'osso la carne è cotta, quindi possiamo andare a spegnere il nostro agnello e lo possiamo andare ad impiattare. Ed ecco qui il nostro stufato di agnello impiattato con le sue patate. C'è un profumino che non vi dico. Io vi ricordo che con il sugo ci andrò a condire la pasta di oggi. Comunque è un secondo piatto o un piatto unico, a vostro piacimento. Adesso andiamo all'assaggio e vediamo come è venuto. E allora andiamo ad assaggiare questa bontà. Vediamo come è venuta questo agnello stufato. Molto buono. Il caratteristico sapore dell'agnello, accompagnato da questo sughetto e anche dalla cremosità delle patate che rilasciano il loro amido nel sugo, è un contorno davvero buono, sia per condire, sempre vi dico, per condire la pasta, sia per mangiarlo come secondo piatto, quindi a voi la scelta poi di come lo volete mangiare. Quindi questo è il piatto che si fa ancora oggi a casa mia, a casa di mia mamma, lo facevano anche i miei nonni, perché a quei tempi l'agnello
veniva, essendo contadini, veniva diciamo ammazzato per mangiarlo nel periodo natalizio, e quindi era festa per questo, perché sennò si mangiavano le galline, che ognuno aveva il pollaio, ogni contadino aveva il proprio pollaio, quindi durante le giornate non festive si mangiava il pollo, la gallina, il brodo di gallina, mentre durante le festività veniva riservata la carne dell'agnello. Quindi questo è il mio piatto per queste feste natalizie che vi propongo, spero che a voi piaccia e che lo facciate, poi me lo fate sapere naturalmente nei commenti se vi è piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like e se vi fa piacere vi iscrivete al canale, mi seguite. Ringrazio tutti coloro che mi seguono, che si iscrivono giornalmente al mio canale. E che dire altro, vi do appuntamento alla prossima ricetta e sempre buone feste, ciao a tutti!